Buongiorno a tutti, siamo a Padova, siamo all'evento Tesla Day e oggi ho il piacere di presentarvi uno dei nostri clienti, Massimo Bacco. Buongiorno, grazie dell'invito, è stato un piacere avere il vostro servizio per quanto riguarda l'installazione del mio fotovoltaico, che è stata la mia prima volta in un ambiente casalingo come il mio. Ah, abbiamo finito Sì. da poco l'installazione di un impianto fotovoltaico da quanti kilowatt? Allora, l'impianto è come potenza installata dei pannelli circa 11 kW, mentre le batterie di serie 3 della Tesla sono 3 per 13,5 nominali l'uno, quindi circa 40 kW. Ok, quindi stiamo parlando di un immobile importante, quello di Massimo, sicuramente con dei consumi importanti. Abbiamo installato anche un climatizzatore, Una pompa di calore da oltre 7 kW. ok, per andare a fare il raffrescamento Esatto, nella nella mansarda, che parte era un po' esatta. la parte più calda. Certo, Abbiamo fatto un lavoro importante. sì. La cosa che spesso ci chiedono i nostri clienti è invasivo come lavoro, è stato complicato, l'installatore ha fatto danni, ha fatto canaline, ha fatto scavi, ha fatto... Allora, diciamo che da un punto di vista estremamente logistico è stato molto comodo. Le consegne dei vari materiali sono venute regolarmente senza nessun problema, anche se la casa non è proprio lontano alla strada, ma il che ha consegnato i pannelli aveva il suo carrellino elettrico, quindi è andato bene. L'impianto è andato via liscio e in 10 ore di lavoro è stato completato. Nel garage, che è ai 5 metri di larghezza, non danno assolutamente fastidio, Perfetto, anche per parcheggiare l'auto, quindi è stata una soluzione anche quella positiva. bene. Allora, l'impianto è entrato in funzione da poco, adesso poi nei prossimi mesi lo Certo, monitoreremo anche noi da remoto per certo. vedere che effettivamente ti dia il massimo della sua performance. Ci consiglieresti ad un tuo amico? Ma io dico proprio di sì, anche perché premetto, non ho rapporti di parentela, non c'è nessun tipo di interesse, quindi diciamo che fare un plauso al mio elettricista che mi ha segnalato voi, perché Bene, altrimenti sarei certo. andato da qualche altra parte. Però poi devo dire che tutto quello che avete fatto è stato corretto, costante. E posso dirti, è un plauso ancora maggiore perché un elettricista che ci segnala e ci consiglia vuol dire che effettivamente Sì, sa che lavoriamo in un certo modo, quindi fa esattamente, molto certo. piacere. Sì. Bene, Grazie. Massimo, ti ringrazio per la grazie a testimonianza, è voi, sempre alla un prossima, piacere grazie, e goditi arrivederci. l'evento. Grazie. Grazie.